Allora, ieri Verona ha tenuto testa alla prima della classe, però è un periodo che va veramente tutto storto. Cioè, io non ho parole, veramente. Cioè, noi abbiamo limiti in quelle cose là, però siamo anche sfigati ultimamente, no? Cioè, io adesso ho pensato e voglio portare ragazzi da esperto contro sfiga e da mago originale. Proprio guardi, c'è stato davvero un episodio clamoroso, un gol annullato che sembrava regolare, l'arbitro non ha sentito ragioni e il VAR non l'ha chiamato. Si è arrabbiato per questa decisione? No, cioè sì che la vacca, cioè, io non ho mai parlato male di arbitri. Beh, le fa onore. Però se vuoi ti dico qualcosa di sua sorella, perché cioè, insomma mi pare che vede anche Orbo che quei gol lì cioè, è regolare, fa male a calcio quelle cose là, sì, no? certo. Cioè, se la regola è che Inter deve vincere, allora dite, noi stiamo a casa, andiamo sul lago con famiglia o stiamo su divano a gigionare, cioè è come se tu vai a ballare con bella stroppa a discoteca cupole, no? Le cupole è fantastico. Tu vai, Sì. bella musica, Sì. balli di gruppo, Sì. 4 vigliacche su cubo, bella serata, no? Poi arriva ora di coprifuoco di andare a casa. beh, sì. Allora tu vai a parcheggio, tacchi tu a Palio Weekend, esci da parcheggio e tum! Senti, No, botta. che succede? No. Botta a tua macchina, tu No. guardi da specetto Sì. e dietro di te vedi Gigione con macchinone che ha fatto tampone a sedere leone. di tua macchina. Cioè tu smonti e Certo. guardi Dani, metti mano in capelli, tiri 4 parolacce e poi smonta anche Gigione. Ah. Con maglietta a strisce, capelli strani, atteggiamento di quello che dice io aggressivo. sono io e tu sei Poareto. Ah, così. Ti Comunque si è guarda capito, e ti sì? dice Che dice? ma guidi come Vecchiotto con capelli. Guarda qua, adesso tu paghi danni a mio macchinone. Tu guardi lui e dici ma hai sniffato scaiola. Ho capito. Hanno visto tutti che tu hai fatto danno a me. Appunto. Adesso io chiamo polizia, così chiede a testimoni e tu paghi i danni. Certo. Polizia sì. arriva, tu tranquillo. E invece polizia cosa non fa? caga a te neanche di striscia. No. No. Anzi, va da Gigione Sì. e fa complimenti per sua maglietta a strisce, per suo macchinone e anche per capelli strani. La polizia torna da te e dice guarda, mi spiace, c'è massa scuro, nessuno ha visto niente, anzi forse sei stato tu a fare apposta per fare fiancata nuova di tuo Rocchettino. No. Sì, e anche cambiare macchina magari. E anche magari cambiare macchina. Tu non credi a tue rece? No. Tu resti di Credo. Sasso. beh, sì, certo. sì. Sì. Ma a poliziotti non frega un ciccio, tu resti lì, veramente di stucco è un barbatrucco. E Gigione ride sotto i baffi. E invece tu hai preso in toro toteo. Allora attacchi tua pali, vai a casa con rece basse e rosichi fegato. Allora, morale qual è? Se tu vuoi avere ragione, compra maglia a strisce e macchinone. Io quando Faraone è assegnato ho detto go! Go! Davide, amico di 9 anni, ieri Lellas mi ha fatto piangere, avevo una rabbia che neanche Papa Paolo sarebbe riuscito a farmela passare. È questo che dispiace, che l'arbitro che non vuole neanche andare a vedere di VAR e a decidere, è proprio che poi tu fa piangere bambini che Bravo, mister. fanno tifo onesto di squadra e non di soldi. Ecco. Bravissimo. Cioè, secondo me non hanno detto la verità. In collaborazione con Busetta e Boton. Le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta. Mototaxi, i fattorini di Verona. Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.